Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 24 luglio e con oggi sono 62 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus. Adesso provo a illuminarvi, scusate l'ora tarda, ma purtroppo sto ricevendo veramente tante telefonate da tutte le parti d'Italia che mi tengono inchiodato per ore e ore al telefono. Ecco, sto cercando di illuminarla meglio che posso con un faretto. Ecco, sono qua quasi in cima alla gru, ecco, più o meno dove ho il mio riparo. E, e- sì, aspettate che poso solo questo, così riesco a parlare meglio. E vi faccio ancora vedere questa immagine notturna così della città. Sì, ripeto, scusate l'ora tarda, ma purtroppo veramente sono incollato ore e ore al telefono da persone che mi chiamano da tutta Italia. Da una parte sì, mi fa molto piacere, evidentemente qualcosa sta succedendo. Questa cosa della Gru Ursus sta scuotendo le coscienze di parecchia gente in giro per l'Italia e anche in questa città. Sta facendo riflettere tutte le persone con un minimo di coscienza e, e, mh, e di etica, di moralità, ma al di fuori dei partiti, ma anche all'interno dei partiti, perché ricordiamoci bene che poi alla fine le persone oneste rimangono sempre persone oneste, che siano di destra, di sinistra, grillini o leghisti, cioè quando uno ha una coscienza, una vera coscienza, cioè una cosa del genere non la può tollerare, no? E questa cosa però sta facendo riflettere parecchia gente e ci dà a tutti quanti la percezione che così non funziona, cioè qua siamo andati oltre e lo dicono tutti, qua ormai siamo andati oltre, perché non è più ormai, siamo andati talmente oltre che non è neanche più importante dopo 62 giorni che un essere umano si trova su una gru di questo tipo a rischiare la vita ogni giorno per vedere rispettati i propri diritti, per avere un semplice confronto con il proprio sindaco, che ricordiamoci sempre ha il dovere istituzionale di doversi confrontare con i cittadini e di dover rispettare gli impegni presi con i cittadini. Ed è questo il motivo per cui io sono qua su da 62 giorni. Ecco, questo sindaco ha superato veramente ogni limite della decenza, della sopportazione umana, e questo non perché sia un sindaco di Forza Italia o poteva essere anche un sindaco del PD, non ha importanza perché poi abbiamo visto anche che cosa ha fatto il sindaco precedente del PD, insomma voglio dire, ma è l'uomo che fa la differenza. Abbiamo visto anche altri sindaci in giro per l'Italia delle stesse correnti politiche che in realtà poi si sono comportati molto bene, molto seriamente, molto correttamente con i propri cittadini. Questo quindi non vuol dire niente, ormai questo paese è un disastro, è un vero, diciamolo pure, casino. Eh, Però questo però ci dà la percezione anche della decadenza, no? Etica, morale, culturale che un certo tipo di politico vorrebbe far passare per normale. No? No, le persone per bene questa cosa non l'accetteranno mai e poi mai. Questo ormai lo sappiamo tutti. E ricevo molte telefonate appunto ti dicevo anche da associazioni diverse, ma fuori anche fuori dalle bandierine politiche, no? Che sono agghiacciate di fronte a questa vicenda, però attraverso queste telefonate, al di là di quelle come dire, di solidarietà, di vicinanza, di partecipazione che ricevo, ma anche telefonate che mi aprono gli occhi su molte cose di questa città e di questo paese, di dove siamo e dove stiamo andando. E vi dico subito che la situazione è preoccupante, ed è preoccupante non solo per me ma per tutti noi, no? Io mi riservo ancora qualche giorno di riflessione sul da farsi, ehm, però
però vi dico subito che la situazione è veramente agghiacciante per tutti, ma veramente per tutti. E quindi dobbiamo in qualche modo trovare qualche soluzione, ma non solo per me, anche per voi, per tutta la gente per bene di questo paese. No? Bisogna trovare qualche soluzione, così non si può più andare avanti. Così è lo sfacelo e temo che questo se proprio sia il sintomo dell'inizio della fine, no? Cioè, noi pensavamo di aver già toccato il fondo, no, credo che il fondo da questo momento in poi credo che questo paese incomincerà a scavare e per molto tempo. Mi auguro di di sbagliarmi, mi auguro veramente di sbagliarmi, ma da quello che vedo, sento e tutta la percezione che mi arriva da tutte le parti, non è così, non è così. E io non sono di certo una persona pessimista, insomma, se sono qua su sono una persona molto ottimista. Detto questo, vi lascio ancora un'ultima sola riflessione, poi ovviamente chiudo perché veramente non c'è qua con questa lampadina è anche difficile fare una registrazione. Però l'ultima riflessione vi pongo è c'è un uomo sulla gru che non ha paura di confrontarsi, che non sta scappando, è pronto a un confronto con il proprio sindaco in qualsiasi momento, e dall'altra parte c'è un sindaco che invece si nega e scappa. E, quindi, insomma, da quando è mondo, di solito chi non scappa e si mette a disposizione della gente, di tutti quanti, di solito vuol dire che non ha niente da nascondere, e quello che scappa di solito è sempre quello che ha qualcosa da nascondere. Ecco, io credo che altro non ci sia da dire, soltanto che sto bene, sono in ripresa, sono un po' provato ancora dallo sciopero della fame, ma però mi sto piano piano riprendendo, per cui voglio tranquillizzarvi a tutte le persone che sono preoccupate per la mia salute. Vi dico che sto meglio, ovviamente rimango sempre su questa gru che è un pericolo costante, ma almeno mi sto nutrendo. Ecco, buonanotte a tutti e un abbraccio veramente di cuore a tutti quanti voi che mi telefonate, e buonanotte.